Era notte fonda quando l'impatto tra i due barchini è stato violentissimo. Lo scontro è avvenuto al Lido, in località San Nicoletto, ieri sera, poco dopo le 23:30. Ad avere la peggio i due pescatori 69enni di Castello, Renzo Rossi e Natalino Gavagnin, a bordo di una delle due imbarcazioni. Si tratta di una collisione tra due unità da diporto, piccole unità da diporto, del tipo motoscafo e del tipo cosiddetto cofano, un barchino. Si tratta di unità da diporto propulse a motore, c'è stata questa collisione, questa terribile collisione, perché il bilancio è di 2 persone decedute. E nel dramma la tragedia, con il primo pescatore, Renzo Rossi, immediatamente soccorso ma deceduto durante il trasporto in ospedale, e l'amico Natalino Gavagnin, disperso per ore in acqua e ritrovato privo di vita soltanto verso l'1:30. Il luogo è il canale di Lido, il canale di grande comunicazione, Lido San Nicolò, il canale che collega l'Adriatico con l'interno della laguna, il bacino San Marco, e che permette anche alle grandi navi di arrivare in marittima. La seconda imbarcazione, un motoscafo in navigazione, con a bordo 4 ragazzi tra i 20 e i 25 anni feriti ma non in modo grave, non sarebbe riuscita a evitare quella dei due pescatori e l'avrebbe investita in pieno. Non si esclude a causa dell'alta velocità, ma è ancora tutto da verificare, così come è da capire cosa stessero facendo i due pescatori fermi in laguna. È oggetto dell'indagine cosa stavano facendo, e transitavano, una delle due o tutte e due erano ferme. La dinamica della collisione è in corso di studio, indagine, per cui sono dati che verranno poi individuati, confermati, valutati. Cordoglio alle famiglie delle vittime da parte del presidente del Veneto, Luca Zaia, che richiama a regole e controlli più severi per la navigazione in laguna. Condoglianze espresse anche dal primo cittadino Luigi Brugnaro.